Age 2020 IWM Prize. Scacco matto ai diserbanti del mais in 2 o 3 fasi. Azienda Valle Vecchia di Veneto Agricoltura. Cominciamo oggi le semine del progetto IWM Prize dell'Horizon 2020 H2020, programma di eccellenza della Commissione Europea. L'obiettivo di questo progetto è individuare soluzioni per il diserbo integrato, ottenere buoni risultati di pulizia delle malerbe sul mais, con l'innovazione tecnologica, riducendo fortemente l'uso di fitofarmaci, di diserbanti. L'idea è arrivare a un risparmio superiore al 70% per unità di superficie. L'innovazione nella tecnologia e nelle macchine operatrici consentono oggi di ridurre molto la quantità di diserbanti utilizzati per unità di superficie coltivata a mais e a molte altre colture, soprattutto a interfila larga, riducendo i costi anche in termini di tempi di lavoro, nonché l'impatto ambientale. Lo dimostra con prove su parcelloni e su ampie superfici a pieno campo 2018-2021 il progetto Horizon 2020 IWM Prize, il più grande progetto europeo, 8 paesi, 38 partner tra istituti di ricerca e imprese private che lavorano sull'innovazione, mai realizzato per una gestione integrata delle infestanti, che consenta una significativa riduzione dell'uso dei diserbanti chimici. Le mosse. 1. Semina di precisione. RTK2 2,5 cm. Con trattori dotati di guida semiautomatica che consentono di avere file dritte, eventualmente abbinata al diserbo di preemergenza localizzato sulla fila. 2. Sarchiatura precoce, macchina innovativa, con diserbo localizzato sulla fila di post-emergenza dopo scouting. 3. Se necessario o in alternativa alla sarchiatura precoce, seconda delle condizioni climatiche ed agronomiche, sarchiatura più tardiva con diserbo localizzato sulla fila di post-emergenza. Oggi seminiamo con la guida semiautomatica di precisione 2,5 cm garantita dall'RTK. Ciò consentirà successivamente di intervenire molto vicino alle file con le sarchiature, di ridurre quindi la quantità di diserbante superiore al 70%, localizzando l'intervento diserbante solo sulla fila. Siamo nella seconda fase della stagione 2021 di utilizzo della macchina innovativa per il diserbo integrato su mais. Siamo in post-emergenza, stiamo facendo il trattamento localizzato al mais di diserbo in post-emergenza. L'obiettivo è quello di ridurre di molto la superficie trattata per diminuire i costi e anche diminuire l'impatto ambientale del diserbo su mais. Come possiamo farlo? Possiamo farlo localizzando su una banda molto stretta con il trattamento, con questo ugello che copre poco più di 20 cm di superficie. Questi 20 cm rappresentano un terzo circa della superficie trattata e quindi si ha una grossa diminuzione della superficie trattata che, riducendo sempre di più questa banda, porta a un risparmio superiore al 70% della superficie trattata e quindi della quantità di diserbo che io utilizzo nell'appezzamento di mais coltivato. Per
avere un risultato tecnico agronomico buono, devo integrare questo trattamento chimico localizzato con una sarchiatura che questa macchina fa in modo intelligente. Ha delle telecamere e un sistema che corregge il lavoro della macchina, della sarchiatura, facendo in modo che si può sarchiare molto vicino alla fila e quindi si può diserbare molto poco della fila. Questo lavoro diventa ancora più preciso se io ho seminato in RTK con l'agricoltura di precisione, con una precisione di 2-2,5 cm e quindi la macchina ha poche correzioni da fare. Come vedete la macchina le telecamere sono tarate per vedere bene la fila. Quando la macchina si avvicina troppo alla fila e potrebbe danneggiarle, automaticamente si sposta, quindi consente di lavorare velocemente, in totale sicurezza, senza danneggiare il mais.